Bene, allora, buongiorno a tutti e a tutte e prima di tutto grazie per essere venute e vi ringrazierò anche, diciamo, personalmente. Do il benvenuto, prima di tutto ai colleghi consiglieri, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e ci raggiungeranno altri consiglieri che adesso sono impegnati in aula, Renzo Masolo di Europa Verde, Arturo Lorenzoni del Gruppo Misto, che sono appunto i cofirmatari del progetto di legge a cui poi farò un riferimento. Ringrazio anche le ospiti che sono venute e che interverranno dopo di me, attive soprattutto nel territorio padovano dove sono state raccolte più di 3.000 firme per porre all'attenzione un tema che oggi discuteremo, quello dei consultori. E ringrazio anche i giornalisti presenti per appunto avere trovato il tempo di essere qui in ascolto. Allora, inizio molto velocemente sul perché questa conferenza stampa. Parliamo oggi, diciamo, di un tema importantissimo e le slide, lo vedrete dopo, hanno il titolo Per il diritto alla libera scelta. Oggi è una conferenza stampa che vuole porre all'attenzione, dopo pochi giorni, il 28 settembre, dalla giornata internazionale dell'aborto, per il diritto all'aborto sicuro, vuole porre all'attenzione questo tema, che è comunque un diritto che oggi rischiamo di vedere sotto attacco, e poi legheremo questo tema al tema appunto dei consultori e spiegheremo anche perché. Perché è un diritto sotto attacco? È un diritto che è sancito, diciamo per fortuna, anche grazie alla battaglia di tantissime donne che hanno portato ad avere il diritto nella legge 194. Un diritto quindi sancito dallo Stato, ma che è sotto attacco in un dibattito nazionale che abbiamo visto anche in questi giorni, purtroppo. Sappiamo che il Parlamento ha votato e ha reso legge all'interno di un decreto PNRR la possibilità, la facoltà ad esempio di avere le associazioni anti-abortiste all'interno dei consultori. Le regioni hanno la facoltà di scegliere se avvalersene o meno, e io penso, e oggi siamo qui anche a chiederlo e poi lo porremo con un'interrogazione alla luce diciamo anche di questa conferenza stampa, a valle di questa conferenza stampa, se la Regione Veneto intende avvalersene oppure no. Perché io credo che sia importante invece sancire che in questa regione, nonostante lo Stato abbia deciso di andare avanti su una legge che appunto non condividiamo come Movimento Civico Veneto, che vogliamo e ci opporremo affinché questo non accada, se la Regione del Veneto ha intenzione di andare avanti oppure no. Quindi questa sarà la prima richiesta che porremo dopo la conferenza stampa di oggi. Perché abbiamo fatto appunto questa conferenza stampa? Abbiamo raccolto una serie di dati, anche grazie all'ufficio del gruppo Il Veneto che vogliamo, tramite accesso agli atti, perché volevamo prima di tutto avere uno stato dell'arte chiaro della situazione in questa regione. Quindi poi lasceremo anche a chi è intervenuto, insomma i presenti, i dati che vi volevo oggi presentare. Quindi vado con le slide, sarà veloce, ma insomma spero di non essere troppo didascalica. Questo l'ho già detto, c'è una legge e le regioni hanno una competenza, cioè quella appunto di assicurare l'espletamento delle procedure previste all'articolo 7 della legge 194, quindi sappiamo che le regioni hanno un compito. Ma al di là di questo andiamo a vedere lo stato dell'arte. Il tema fondamentale in questa regione su cui abbiamo chiesto con i dati di sapere a che punto eravamo è un dato, io credo e noi crediamo, allarmante. La presenza dei ginecologi obiettori di coscienza per regione. Siamo la prima regione del nord per presenza, il 66% e oltre dei nostri medici ginecologi sono obiettori. E vediamo che le altre regioni del nord hanno delle percentuali alte, ma comunque più basse. E questo è un dato che ci ha fatto capire che oggi la conferenza stampa andava convocata, perché abbiamo un tema da prendere in carico. Il Veneto, lo vedete qui, è la peggiore regione del nord Italia. Per quanto riguarda la distribuzione nelle ULSS, abbiamo chiesto anche qui di sapere come sta andando ULSS per ULSS, territorio per territorio. E abbiamo dei dati appunto forniti dalla Regione del Veneto, quindi non sono dati diciamo di parte, che ci fanno capire che abbiamo un problema anche distribuito diversamente sul territorio. Ad esempio nell'ULSS Serenissimo abbiamo l'86% dei medici ginecologi che sono obiettori. E andiamo ai consultori familiari, perché sono due temi che si legano. Vogliamo parlare di diritto all'aborto sicuro,
cioè di avere la possibilità per una donna di essere seguita e di avere la possibilità di autodeterminarsi, cioè di scegliere. E il consultorio, lo abbiamo saputo anche in questi mesi raccogliendo le informazioni, è il primo punto di accesso, perché le donne chiedono nel consultorio come primo punto d'accesso anche informazioni relative all'interruzione volontaria di gravidanza. Non solo, il consultorio fa tanto altro e poi ne parleremo, però è un tema assolutamente legato a questo diritto di cui oggi stiamo parlando. Com'è la situazione dei consultori in Veneto? Motivo per cui sono state raccolte tante firme a Padova e tante battaglie in altri territori ci sono e sono in corso. Perché la situazione sta peggiorando, non sta migliorando nel corso degli anni, i dati lo dimostrano. In questa mappa vediamo con le X, e poi lasciamo anche le diapositive se vogliono essere pubblicate anche per quanto riguarda i giornali, con le X sono i consultori che hanno chiuso. Rimangono in piedi i puntini rosa. Quindi vuol dire che comunque noi abbiamo dei consultori che nel corso del tempo sono stati chiusi. E andiamo a vedere come. E vi faccio vedere qui. Abbiamo delle province che dal 2017 al 2023, quindi qui è 2017, qui è 2023, noi avevamo più consultori nel 2017 in tutte le province e 2023 diventano meno. Alcune province reggono di più di altre, ma in realtà stiamo perdendo la capacità di avere consultori sul territorio. E anche qui abbiamo una capillarità sui comuni che non esiste, cioè non garantiamo lo standard di un consultorio ogni 20.000 abitanti anche in termini di distanza. Quindi abbiamo un problema anche di distribuzione. Abbiamo alcune province, Belluno in particolare e Rovigo secondariamente, che sono quelle meno accessibili per le donne. Quindi abbiamo anche un problema territoriale. Non che a Padova o Venezia la situazione vada meglio, ma abbiamo delle province dove invece questo tema è veramente forte. Torno su, perché dicevo che i consultori sono importanti quando parliamo di diritto all'aborto, perché ci hanno dato questo dato dalla Regione del Veneto che fa vedere che per quanto riguarda la distribuzione delle certificazioni IVG, quindi le persone vanno al consultorio e chiedono lì di avere il certificato per poi poter fare l'interruzione volontaria di gravidanza. Per il 46,5%, quindi quasi la metà delle donne si rivolge lì come primo punto, come primo approdo. Quindi il fatto che non ci siano consultori comunque lega il diritto all'aborto sicuro alla loro presenza, quindi è un tema che si lega. E l'ultima slide, che è chiave, scusate, dovrei saperlo visto che insegno pure all'università, ma ogni volta sbaglio. Il tema che è chiave è quello del personale, cioè i consultori, cosa ci è stato detto in questi mesi di raccolta dati? Chiudono, quindi ce ne sono meno, non sono distribuiti, il personale che c'è all'interno è sempre meno, ma non tanto in numero e basta, anche in numero di ore fatte. Quindi il dato importante che abbiamo preso dalla fonte Istituto Superiore di Sanità ci fa vedere che il Veneto, per quanto riguarda il numero medio di ore lavorate a settimana per specialità dentro il consultorio, è sotto la media nazionale. Quindi un ginecologo ha 11 ore di media nella media nazionale, in Veneto 8 ore. Cioè abbiamo saputo che ci sono ginecologi che stanno al massimo 2 ore all'interno di un consultorio e poi girano negli altri. Qual è il problema? Che la donna, uno, non accede più sempre al consultorio ad orario libero, che è il grande tema, non sono più aperti sempre, devi prendere appuntamento, è difficile accedervi. Due, c'è meno personale proprio per ore, al di là del numero. Quindi non è tanto il numero di medici e di infermieri e basta, o di specialisti, quanto stanno dentro il consultorio. Quindi quello che stiamo raccogliendo è che sostanzialmente i consultori, e lo sapevamo, ma questi dati lo spiegano bene, sono sotto attacco, non vengono sostenuti dalla Regione del Veneto, fanno tantissimo per la salute della donna in generale, non fanno solo interruzione, non danno solo accesso all'interruzione volontaria di gravidanza quando la donna lo vuole e quindi sono sotto attacco. Sull'interruzione volontaria di gravidanza abbiamo avuto dei dati e visto dei dati allarmanti. Altro tema, e poi chiudo, noi abbiamo raccolto il fatto che in Veneto nei consultori, ad esempio, non viene data la pillola abortiva RU. Ci sono regioni che lo hanno fatto, l'hanno reso legge, l'Emilia Romagna.
Allora la grande questione che porremo all'attenzione nuovamente del Consiglio e della politica di questa maggioranza è, da un lato, quello che dicevo prima: la Regione del Veneto vuole avvalersi della possibilità, per noi sbagliata, che questo Stato ha dato, di far entrare gli antiabortisti nei consultori, le associazioni, e 2, vuole invece impegnarsi per garantire l'accesso alla pillola abortiva, che è un modo per garantire, anche quando la donna lo vuole, il diritto di libera scelta all'interno dei consultori. Ecco, vorrei togliere e poi sgombrare il campo, perché sappiamo anche le critiche che vengono fatte quando parliamo di certi temi. Il tema non è facilitare l'accesso all'aborto e punto, perché noi vogliamo far abortire le donne, e lo voglio dire chiaramente, perché altrimenti il dibattito si polarizza sempre qui. Il dibattito è: se la donna lo vuole, deve essere libera di farlo senza alcun ostacolo. E invece abbiamo fatto vedere con i dati tutti gli ostacoli che ha, uno dopo l'altro. È dal 2022, tra l'altro, che l'ultimo ostacolo che vi faccio vedere è questo. È dal 2022 che abbiamo posto all'attenzione di questa Giunta un progetto di legge, perché avevamo raccolto ancora appunto 2 anni fa una storia che avete già ripreso sui giornali, insomma in maniera forte, ma oggi la voglio ribadire, che era la storia di Martina, che si era trovata nella provincia di Vicenza a dover abortire e a dover seppellire senza il suo consenso il prodotto abortivo all'interno appunto dell'ULSS vicentina. Quello che avevamo rilevato da quel momento era che c'era una norma all'interno della Regione del Veneto, che era stata votata nel 2018, che aveva posto con un emendamento al bilancio questa possibilità, secondo me appunto assolutamente da togliere, cioè che la donna invece deve sempre poter scegliere se vuole o non vuole seppellire il proprio prodotto del concepimento. Deve essere libera di farlo. A Martina non è accaduto perché c'è una norma della Regione del Veneto che permette questo. Noi abbiamo lavorato a un progetto di legge per garantire sempre la libera scelta invece. È un progetto di legge, diciamo, di buon senso. Credo che sia condiviso e potrebbe essere condiviso anche da chi magari la pensa politicamente diversa da me, eppure è ancora fermo. Non abbiamo nemmeno iniziato l'iter in Commissione Sanità, nonostante sia lì e sia pronto. Allora chiedo, visto che oggi parliamo di diritto all'aborto, di situazione dei consultori, siamo a pochi giorni dalla giornata internazionale, la storia di Martina è ancora lì, noi non sappiamo se ce ne sono state altre di Martina, che magari non sono arrivate a me o agli altri consiglieri. Vogliamo o no dare la possibilità alla donna di scegliere sempre, se vuole anche seppellire il proprio prodotto abortivo, o vogliamo continuare a fare, diciamo, della libera scelta della donna uno slogan, ma poi non attuarla, perché di questo stiamo parlando. Spero di essere stata chiara e chiudo. I dati ve li lascio e sono incontrovertibili, fonti Regione del Veneto e fonti Istituto Superiore di Sanità, e secondo noi sono allarmanti. Le 2 richieste le ho spiegate, che porremo alla politica a questa maggioranza, e quindi chiedo, in aggiunta, insomma in intervento, se vogliono venire qui con me, prima di tutto Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha cofirmato la proposta di legge di cui ho appena parlato, che parte dalla storia di Martina, e a cui chiedo appunto se ha voglia di commentare o contribuire con quello che ritiene. Grazie. Grazie davvero Elena per questa conferenza stampa, per l'impegno che stai mettendo su questo tema. Grazie alle signore qui presenti. Chiaramente è una situazione, quella del governo, che non ci nascondiamo, non essendoci forze progressiste al governo di questo paese. È evidente che c'è un po' un ritorno al passato su alcuni temi, specialmente quelli dei diritti civili e in particolare quelli delle donne. Ricordo bene la discussione che c'era stata, come ricordavi, con l'emendamento nel 2018. Noi come forza politica non abbiamo voluto nemmeno partecipare al voto, proprio in dissenso totale rispetto a quella previsione, ma ricordo anche che c'era stato un voto a larga parte favorevole, purtroppo. Quindi oggi siamo alle prese con una normativa che non rispetta e calpesta i diritti delle donne, in questo senso, ma anche
diciamo dall'altro lato abbiamo delle proposte che arrivano dall'altra parte dell'aula e quindi dalle opposizioni, che potrebbero veramente ripristinare quelli che sono per noi essenziali diritti della donna e dei bambini. Allora, con questo progetto, Elena ricordava, andiamo a eliminare l'obbligatorietà della sepoltura del prodotto abortivo, anche se non mi piace definirlo in questi termini, e ce n'è un altro che anche questo è stato depositato il 6 ottobre, se non ricordo male, dell'anno scorso, a mia prima firma, firmata anche da Elena e da altre colleghe, per cui il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza deve essere garantito in tutte le ULSS, quindi facendo in modo che si rispettino le unità di personale non obiettore di coscienza, perché dei dati che abbiamo visto, e grazie per il lavoro svolto Elena, abbiamo un'altissima percentuale di medici obiettori, 7 su 10 mi pare di ricordare in Veneto, quindi una quantità che non è accettabile. E già questa previsione era stata, se ci ricordiamo, presa cioè applicata nelle linee che poi devono andare a garantire la retribuzione di risultato dei direttori delle ULSS. Quindi dopo una lunga battaglia nella Commissione Quinta, quella sociale e sanità, si è fatto in modo che già nella previsione della retribuzione di risultato i direttori generali venissero valutati in base al rispetto della legge 194, quindi sulla previsione di personale medico non obiettore nei reparti di ginecologia e ostetricia in sostanza. Quindi sono dei passi sicuramente importanti. Chiaro che non essendo dalla parte di là dell'aula è un po' più difficile che diventino leggi, ma noi continuiamo a batterci perché le donne sappiano che appunto dall'altra parte c'è qualcuno che le ascolta. Grazie Elena. Grazie Erika. Io lascio la parola appunto, visto che non ci sono altri colleghi consiglieri presenti, alle presenti o le ospiti di oggi, che ringrazio per essere qui. Silvia Aquilesi di Padova Donne, un'associazione che dal 2009 opera in Veneto, in particolare a Padova, per aumentare la presenza delle donne nelle istituzioni, promuove la cultura della differenza e sostiene ovviamente tutti i progetti contro la violenza sulle donne e sta assieme ad altri conducendo un lavoro in particolare che ha portato alla raccolta di più di 3.000 firme, sì, per quanto riguarda appunto l'apertura e la tutela dei consultori come struttura pubblica. Grazie. Grazie all'assessora per averci voluto, consigliera, per averci voluto qui oggi a portare la nostra esperienza. Ha già detto lei, siamo un'associazione attiva nel territorio dal 2009, promuoviamo e tuteliamo i diritti di tutti, con particolare cura all'universo femminile. Da gennaio la nostra attenzione appunto si è focalizzata sulla situazione preoccupante a nostro avviso dei consultori. Abbiamo visto prima dalle slide dati allarmanti. Abbiamo un consultorio aperto a livello nazionale ogni 32.000 persone. Nel Padovano abbiamo un consultorio aperto ogni 52.500 residenti. Ci siamo rivolte più volte alle ASL chiedendo chiarimenti in merito, non abbiamo mai avuto risposte. Ci siamo attivate con una raccolta firme, sia in presenza con dei banchetti nelle piazze che a livello che online, quindi con una petizione online. Attualmente siamo a più di 3.000 firme. Abbiamo indetto a luglio una conferenza stampa con le testate principali dei nostri quotidiani locali. Perché? Perché riportiamo quello che i cittadini ci hanno detto, le persone che si fermavano a firmare perché i consultori si riappropriassero della loro funzione originale. Cosa ci hanno rimandato? La cittadinanza cosa ci ha rimandato? Abbiamo bisogno che questi consultori vengano riaperti, vengano ripotenziati, vengano rifinanziati
e tornino ad avere un ruolo di supporto sociosanitario ma anche psicologico a tutela di tutti, quindi certo delle donne, ma anche degli uomini e di tutte le famiglie, di tutte le persone. In ultima volevo dire che ci hanno chiesto particolare cura alla vita e alla procreazione. Quindi questi sono i temi che noi come Padova Donne oggi portiamo all'attenzione vostra. Grazie. Grazie Silvia. Infatti prima ho scorso troppo velocemente in realtà, scusate se torno sulle slide, ma questa che lascio anche dietro di noi, rispetto alle attività nei consultori, nel senso che noi abbiamo visto, abbiamo raccolto questi dati anche in relazione al diritto all'interruzione volontaria di gravidanza sicura, ma sappiamo, e i consultori, quello che viene chiesto, l'abbiamo più volte anche portato qui dentro quando abbiamo presentato un libro qui, sempre in quest'aula con alcune delle presenti, chiedono sia un presidio per la salute della donna a 360 gradi, quindi il tema che voi portate è esattamente quello di cui oggi stiamo qui parlando. Grazie. Faccio intervenire poi Lucia Basso della Casa delle Donne di Padova, presidente, un'associazione che nasce nel 2019. Insomma, case delle donne ce ne sono tante in Italia, quella di Padova è nata appunto un po' di anni fa e sta diventando, in particolare in un quartiere come quello dell'Arcella, un punto di riferimento per appunto la salute delle donne, ma non solo, anche perché organizza attività e gruppi con donne e non solo, che credo siano importanti appunto per il nostro territorio, ma che si sta occupando, assieme alle altre intervenute, di tutelare il lavoro dei consultori. Verde, ecco. Grazie in particolare ad Elena, molto attenta, molto presente sui temi dei diritti delle donne, ma in particolare su questa questione io la salute riproduttiva la metterei al centro delle future politiche, non solo per questioni che riguardano la demografia. Basterebbe solo mettere al centro questi dati, i dati statistici, e vedere e chiedersi come stanno i nostri giovani, le nostre coppie rispetto alla scelta o meno, alla libertà o meno di fare o non fare figli, come nucleo di questione principale. Il secondo è come stanno le donne venete, italiane, eccetera, rispetto alla libertà di scegliere. L'hai detto bene, è centrale questa questione, perché se lo guardiamo in tutte le sfere e le attività, diciamo, no, della nostra vita quotidiana, la libertà di scegliere per le donne oggi arretra di giorno in giorno fino al femminicidio. Perché? Perché accade? Perché non c'è consentito di avere una nostra libera autonomia, possibilità di scelta, che vita vogliamo fare. Allora, rispetto a questa questione fondamentale, sono proprio contenta che Elena abbia presentato anche queste proposte, perché, come vi dicevo prima, gli ostacoli che impediscono tutt'oggi il lavoro, le attività dei consultori minano alla base non solo la riforma sanitaria, ma minano proprio il concetto che negli anni in cui queste leggi sono state conquistate, no, che era: non vedo il diritto alla salute della persona, si chiamano consultori familiari, la presa in carico delle questioni relative alla famiglia con al cuore la libertà femminile. Allora, a quei tempi in cui abbiamo, come dire, conquistato questi servizi, la cosa più importante era quella che noi avevamo a disposizione l'equipe
multidisciplinare. I casi, le questioni, le problematiche venivano studiate, viste e risolte con un'analisi interdisciplinare, e quindi non era il problema solo della donna, era nel suo contesto, nella sua possibilità economica, nella sua libertà di autonomia, di lavoro, di reddito, eccetera, e nella sua libertà di scegliere. Noi in quegli anni, io lavoravo in quel tempo all'ospedale, insieme alle altre donne della città, abbiamo costituito la famosa commissione utenza. Pensate che l'ULSS 21, allora, ha nominato, ha fatto una delibera nella quale si istituiva la presenza di donne esterne e di donne interne all'organizzazione sanitaria, che facevano il controllo di come veniva applicata la 194. Perché, per esempio, la donna che era entrata per l'interruzione volontaria di gravidanza veniva saltata all'ora di colazione, non si dava a lei il caffè latte. Adesso dico banalità, però provate a immaginarvi cosa significa, e via via, no? Sui medici obiettori già allora c'era una pressione psicologica e di carriera che veniva fatta, additati, però non erano i numeri che abbiamo oggi, che è quasi zero, cioè proprio è indescrivibile, insomma, questa realtà. Quindi la questione, secondo me, delle politiche, delle attenzioni che a livello regionale, oltre che nazionale, devono essere svolte rispetto ai servizi come presidio sociosanitario, ma presidio per la libertà femminile. Io penso che questa questione della libera scelta dell'aborto, della libera scelta sul seppellimento o meno del feto, sia in grado, se messa in piedi con un tessuto anche di cittadini e cittadine che collaborano, che fanno presenza politica, no? Pressione politica. L'anno prossimo è che andiamo a votare? Si sa. Molto bene. Molto bene. Questo tema delle libertà delle donne e del diritto alla salute riproduttiva, secondo me, deve diventare centrale per chi crede che in questo paese ancora donne e uomini possano essere liberi di scegliere. Grazie Lucia. Invito Patrizia Guzzon dell'Udica Doneghe. Ringrazio anche perché prima della conferenza stampa mi è stato dato una serie di materiali molto interessanti che poi leggerò, perché la battaglia che Udica Doneghe, ma anche altre realtà che sono oggi intervenute, hanno fatto nella mobilitazione anche, no? Di permettere oggi di poter parlare almeno di libera scelta, e questi documenti lo testimoniano, mi fanno capire appunto che oggi qui sono intervenute esattamente le persone che ci devono anche raccontare una storia, che non stiamo rispettando però, perché i dati di oggi ce l'hanno fatto vedere chiaramente. Quindi vi ringrazio per essere qui e le lascio la parola. Grazie per l'invito. Infatti l'UDI è Unione Donne in Italia, è nata 80 anni fa quest'anno, e si è sempre molto impegnata per l'attivazione dei consultori familiari, che è venuta nel 75, nella convinzione dell'importanza e del valore di questi servizi pubblici per tutte le persone, per le donne, la famiglia, i bambini, uomini, coppie. Finora abbiamo avuto un servizio completo di tutte le figure professionali nel distretto nostro di Cadoneghe e anche Padova Nord. Un servizio soddisfacente per la grande professionalità delle operatrici e la loro convinzione nell'interpretare in senso lato tutti gli obiettivi della legge sui consultori, ma da tempo si sta cercando di stravolgere questo importantissimo servizio. Sono stati depotenziati i consultori e per questo anche noi abbiamo aderito alla raccolta di firme con le amiche di Padova Donne, perché ci sia un ripristino del servizio così com'era e come lo prevede la legge istitutiva del 75. Grazie. Grazie a voi.
Per chiudere, dopo lascio la parola se ci sono delle domande, volevo appunto ringraziare i consiglieri che sono arrivati dall'aula, erano prima in aula e quindi presidiavano diciamo l'aula del Consiglio. Se vogliono intervenire ovviamente qui c'è posto. Renzo Masolo di Europa Verde, Arturo Lorenzoni Gruppo Misto, Vanessa Camani Partito Democratico, che sono cofirmatari appunto della proposta di legge che abbiamo citato, quindi vi ringrazio di essere venuti e se volete intervenire c'è spazio, come voi volete. Scusate perché stiamo facendo un po' i salti tra discussioni in aula, ecco, però un intervento molto breve a sostegno dei temi che noi come Europa Verde sottoscriviamo rispetto a porre una forte attenzione rispetto a questo tema, che è un tema molto delicato, indipendentemente dalla posizione personale di qualunque persona, e in questo caso di qualunque donna. La priorità assoluta è quella di fare un percorso di presa in carico, che è quello che poi è stato detto, attraverso sicuramente il rinforzo e il rilancio di un'attività, soprattutto in questo caso di consultori, che devono far capire che indipendentemente dalla scelta che la persona fa, deve essere comunque una scelta diciamo consapevole e nello stesso tempo seguita, in modo che la persona si senta presa in carico. E su questo noi ci siamo, per cui sicuramente siamo nei temi della legge, anche di quei punti che sono comunque anche dal mio punto di vista molto importanti, come ad esempio il discorso della sepoltura dei feti, diciamo, di conseguenza della interruzione di gravidanza. Anche su questo deve essere garantita dal mio punto di vista una massima libertà e non che il soggetto diciamo, debba subire una scelta, una norma che dal mio punto di vista è ingiusta, ma che deve essere libera di poter scegliere anche su questo molto liberamente la cosa. Per cui ecco, su questo non avrei altro da aggiungere, nel senso che ringrazio Elena Ostanel per aver depositato questa legge e di questa proposta di legge e niente, noi ci siamo, insomma, la sottoscriviamo. No, solo una parola per ringraziare Elena dell'iniziativa, ma di tutte le donne che sono presenti qui, perché siete veramente un motore. E di questo voglio esprimere la gratitudine, perché l'ho visto nell'amministrazione a Padova, lo vedo qui, cioè la vostra capacità di stare sui temi, di tenere alta l'attenzione è importante. E di questo veramente voglio esprimere gratitudine, con la consapevolezza che avete un ruolo importantissimo, soprattutto in questo momento in cui i dati che sto vedendo veramente mi spaventano. Mi spaventano perché c'è una regressione in merito al riconoscimento dei diritti che non mi aspettavo di dover vivere nella mia pur breve esistenza, insomma. E quindi, ecco, io credo che sia veramente un ruolo importantissimo per evitare di tornare a vivere quello che vivevano negli anni 60 e 70, dove c'era un sommerso in merito a tutte le problematiche legate alla vita che era stato, diciamo così, ridotto, e che la mia sensazione è che possa tornare ad essere parte della nostra vita. Questo non deve accadere, non deve assolutamente accadere, e quindi tutto il lavoro di informazione, di consapevolezza, anche di trasparenza, di dialogo su questi temi è fondamentale, io credo. E ovviamente lo potete fare voi più di chiunque altro, quindi grazie. Vanessa Camani del Partito Democratico. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie Elena intanto, perché
al netto dei dati che possono essere interpretabili come tutti, è oggettivo che oggi le donne sono di fronte ad un attacco anche abbastanza esplicito al loro diritto di poter ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Lo sono direttamente attraverso lo stigma sociale che anche il governo ogni giorno esplicita rispetto a chi compie questa scelta di libertà, e poi lo sono nei fatti, perché guardate che i dati sugli obiettori, anestesisti e personale sanitario che non si dichiara disponibile a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza ci dicono nei fatti che la libertà è ridotta. Premesso che io non so come si possa continuare ancora a parlare di libertà di coscienza in un tema del genere, nel senso che è chiaro che uno che si laurea in ginecologia dovrebbe sapere che tra le varie cose che deve fare c'è anche la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza. È come se uno che fa l'ortopedico fa obiezione di coscienza perché non vuole mettere i gessi, no? Diciamo, lo capivo nel momento in cui è stata introdotta la legge, perché chi aveva fatto quel percorso di formazione non immaginava di poter o di dover adottare questa pratica. Oggi diciamo che chi si laurea in ginecologia sa già che tra le cose che dovrà svolgere nella sua mansione c'è anche l'interruzione volontaria di gravidanza. Che però esista, diciamo, una parentesi concessa perché la libertà delle donne può essere discrezionale, può essere un diritto comprimibile, è davvero complicato. Ma c'è in generale uno stigma sulla libertà delle donne. Le parole di Papa Francesco ha pronunciate in questi giorni: liberissimo di farlo, legittimissimo nel farlo perché rappresenta una comunità religiosa, ma sul piano delle istituzioni dobbiamo dire, insomma, con una certa chiarezza che sono preoccupanti, perché viviamo in uno Stato che molto spesso, in particolar modo negli ultimi mesi, assume le posizioni di una guida religiosa come le posizioni, insomma, che le istituzioni devono interpretare. Quindi l'attacco c'è, e quindi continuare a parlarne, continuare a battersi non solo perché i risultati raggiunti vengano mantenuti, ma anche perché si produca un avanzamento in questo ambito, io credo che sia fondamentale. Quindi grazie a chi lo fa tutti i giorni sul territorio attraverso attività fondamentali, grazie a Elena e alle tante donne del Consiglio regionale che su questi temi sono al tuo fianco in questa battaglia. Questo è un passaggio. Aspettiamo anche noi con ansia le prossime elezioni, sperando che anche su questi temi si possa costruire un'alternativa ad una destra che a Roma come a Venezia sembra sempre sorda alle richieste e ai diritti delle donne. Grazie Elena. Bene, grazie. Se ci sono delle domande io lascerei, no? Allora, chiuderei qui, ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, abbiamo tutti firmato questa proposta di legge, segno che c'è un cambio di passo nella volontà di poter togliere una norma davvero retrograda che questa regione ha e ha dal 2017, quella appunto dell'obbligatorietà, invece, Renzo l'ha detto bene, di scegliere di se e come fare eventualmente una sepoltura del feto abortito, e due, le altre richieste che porremo alla luce di questi dati, cioè se questa regione intende davvero andare avanti con l'inserimento degli antiabortisti nei consultori, come questo governo in realtà permette, e se prenderà in carico la situazione dei consultori che abbiamo visto oggi essere presidio fondamentale per l'interruzione volontaria di gravidanza e non solo. E terzo, l'altra questione della pillola abortiva RU all'interno dei consultori, che abbiamo notato invece raccolto tantissime testimonianze che portano come questo non accada, invece altre regioni hanno scelto invece di farlo. Grazie a tutti e buona giornata.